Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli di oggi. Padre e figlia originari di Caltagirone bloccati in Iran, intervenga l'ambasciata, non abbiamo dove dormire e siamo per strada. Ci hanno picchiato senza alcun motivo, parla una delle vittime di un branco nel quartiere Bonagia a Palermo, aggrediti 2 ragazzi e un medico vicino all'impianto di skate. Catania, donna pusher della droga bloccata dalla polizia con 50 kg di hashish nell'auto. Palermo, il leader del Movimento 5 Stelle Conte sotto il murales di Falcone e Borsellino per manifestare con le opposizioni, chiede le dimissioni del presidente della regione. A Cicli nel Ragusano e caccia a B&B e case vacanza fantasma, arrivano le prime sanzioni. Difendersi con le arti marziali, a Catania un corso di Jiu-Jitsu dedicato alle donne insegna a reagire ad eventuali aggressioni. Calcio, segna forte ed il Catania conquista i 3 punti al Massimino contro il Latina. Il tecnico toscano dalle sconfitte si impara. Bentrovati, in apertura l'appello di Andrea Papale, originario di Caltagirone, bloccato in Iran da oltre 20 giorni con la figlia di 4 anni, cittadina italiana, perché la madre sarebbe fuggita via con i documenti della bambina. Abbiamo finito le risorse economiche, intervenga l'ambasciata, dice l'uomo che sta attraversando una fase di separazione dalla moglie. I legali di Papale, Vincenzo Randazzo e Walter Biscotti, parlano di emergenza consolare e hanno presentato un'istanza urgente all'ambasciata d'Italia a Teheran per ottenere un documento di viaggio provvisorio necessario per rientrare in Italia e partecipare all'udienza già fissata dal Tribunale di Caltagirone per decidere sull'affidamento. Ma sentiamo l'appello. Sono Andrea Papale, padre di Flora, sono un cittadino italiano bloccato in Iran. Praticamente mi trovo qui da 21 giorni, sono venuto a visitare mia figlia come regolarmente faccio. C'è una separazione in corso con la madre italo-iraniana che ha portato la bambina qui in Iran illegalmente 2 anni fa. Regolarmente vengo a visitare mia figlia, questa volta la mamma è scomparsa circa 10 giorni fa. Le autorità italiane consolari mi hanno aiutato a rintracciare la madre che è a Londra nella nostra casa e sarà lì ancora per 2 settimane, però la famiglia di mia moglie ha sequestrato i documenti di mia figlia, quindi non ho nessun passaporto né britannico né italiano della bambina e le autorità consolari italiane non vogliono rilasciarmi un documento di viaggio per mia figlia perché la madre telefonicamente non dà il consenso. Chiedo allo Stato italiano, alle autorità di aiutarci. Mia figlia ha il diritto sacrosanto di tornare in Italia e di essere protetta. Qui abbiamo finito i soldi, non abbiamo più dove stare, non abbiamo accesso a cure mediche d'emergenza. Se ha bisogno di un dottore mia figlia siamo per strada, abbiamo veramente bisogno di aiuto con questo sequestro dei documenti e l'assenza della madre. E ci occuperemo ancora di questo caso nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Ancora violenza a Palermo, sono forti le immagini che vi mostreremo in questo servizio. Un branco aggredisce un gruppo di skater nel quartiere di Bonagia. Un 36enne finisce in ospedale con il naso rotto e noi sentiamo e raccogliamo questa testimonianza. Questo è il parco di Palermo, Bonagia. E questo è quello che succede. Porco Dio! Oh, mica poi! Non le toccate, cazzo! Erano andati a vedere quella che dovrebbe diventare la loro struttura di riferimento in città, lo skate park di Bonagia, che dovrebbe essere inaugurato entro la fine del 2025, ma sono stati circondati da un branco di violenti, un gruppo di 6-7 ragazzini che li hanno picchiati e hanno rotto il naso a uno skater. Questa la testimonianza del 36enne skater picchiato selvaggiamente. Siamo stati avvicinati, io e un gruppo di amici, con noi c'era pure una ragazza, da un branco di 6-7 ragazzi che cercavano la rissa.
stessa, quindi hanno provato in tutti i modi, insultandoci, tirandoci dei sassi, ad ottenere quello per cui erano venuti. È scattata una vera e propria euforia, questi ragazzi hanno cominciato a colpirci, hanno colpito più volte anche questa ragazza e io ho riportato una frattura scomposta delle ossa nasali. Dopo la fuga del branco, gli skater ancora sotto shock hanno chiamato il 112 chiedendo l'intervento della polizia e di un'ambulanza per soccorrere il 36enne che è stato portato in ospedale, dove è stato ricoverato per 2 giorni prima di essere dimesso con una prognosi di 30 giorni. Noi siamo stati relativamente fortunati perché poteva andare peggio, questi ragazzi potevano avere un coltello addosso. Mi ritengo in un certo senso quasi fortunato a essere stato io il succube di questa aggressione e non ragazzi minorenni che spesso sono con noi, perché oltre al trauma fisico potrebbe esserci stato anche un grave trauma psicologico che si sarebbe trascinato per tutta la vita. Sarebbe l'autore di 9 rapine notturne in pizzerie e ristoranti del Catanese. Finito in carcere un 35enne con doti da acrobata. In un caso era entrato nell'esercizio commerciale da un foro di una canna fumaria. Sentiamo Desiree Ferlito. Uno specialista nel furto notturno all'interno di pizzerie e ristoranti, con sole 2 incursioni in altre tipologie di esercizi commerciali, un negozio di ceramiche e una profumeria. In tutto 9 gli episodi tra Via Grande, Aci Buonaccorsi e Mascalucia nel Catanese, tra il febbraio e il luglio di quest'anno, attribuiti a Luigi Pulvirenti, 35 anni, arrestato e condotto in carcere dai carabinieri di Acireale. Fisica asciutto e capacità da acrobata, tanto da infiltrarsi anche attraverso il foro di una canna fumaria, come immortalato dalle immagini di videosorveglianza di una pizzeria a Via Grande la notte del 1 febbraio. L'uomo si sarebbe introdotto con un complice ancora non individuato per poi rubare il registratore di cassa. Da quel primo colpo Pulvirenti avrebbe rubato in un'altra pizzeria di Via Grande, forzando una porta secondaria, poi in ristoranti di Aci Buonaccorsi e Mascalucia, una gastropescheria di Via Grande violata per 2 volte, da cui avrebbe sottratto la seconda volta, oltre il fondo cassa, anche 5 kg di tonno. In tutti i casi le analisi dei sistemi di videosorveglianza hanno permesso ai carabinieri di Via Grande, che hanno condotto le indagini, di ricostruire le dinamiche di ciascuno degli episodi e di individuare Pulvirenti come presunto autore. A completare il puzzle anche gli abiti indossati durante le rapine, del tutto simili a quelli ritrovati nella sua casa. Una pusher catanese è stata arrestata dalla polizia, fatali un controllo stradale e il nervosismo della donna, sequestrati oltre 50 kg di hashish. Tonino De Mana. Girava per la provincia di Catania con l'auto imbottita di droga, ma non sapeva che ogni suo movimento era controllato dalla polizia. Sono bastati un accertamento stradale ed un po' di nervosismo per mettere nei guai una donna di 50 anni accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad effettuare l'operazione sono stati gli agenti della squadra mobile supportati dall'unità cinofila dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Catania. A seguito della perquisizione in diversi punti dell'auto e dopo aver smontato il cruscotto in plastica sono stati rinvenuti diversi panetti di hashish, altri erano stati occultati in un doppio fondo ricavato in prossimità dei sedili, altri ancora in un'intercapedine ricavata nell'impianto di aerazione dove erano state apposte delle viti non originali, particolare che ha indispettito i poliziotti. Complessivamente sono stati sequestrati 102 involucri per un peso di 52 kg di droga. Dopo le formalità di rito, la donna è stata trasferita nel carcere catanese di Piazza Lanza. Come era facilmente prevedibile, denuncia l'associazione ambientalista Mare Amico, è crollata nuovamente la pista ciclabile di San Leone ad Agrigento. Senza gli interventi in mare per frenare le mareggiate e l'erosione costiera si è aperta un varco ed ora a rischiare seriamente è la striscia di asfalto del viale delle Dune. Servono immediatamente, aggiunge Mare Amico, gli interventi annunciati dalla Regione, dal Genio Civile e dal Comune. Niente analisi cliniche gratuite, quelle prestazioni eseguite con la ricetta. Nella giornata di mercoledì in tutta la Sicilia i laboratori di analisi ambulatori specialistici convenzionati hanno infatti deciso di proseguire con la linea della protesta. Mercoledì sarà una giornata di serrata e si eseguiranno solo
prestazioni a pagamento. Nella stessa giornata i rappresentanti di categoria insceneranno un sit-in davanti all'assessorato regionale alla salute in piazza Ottavio Zino. Livelli essenziali di assistenza, liste d'attesa che non si riesce ad abbattere e budget che si esauriscono troppo presto. I temi al centro della protesta, ma soprattutto i convenzionati si sarebbero offesi per qualche dichiarazione dell'assessore Daniela Faraoni, che in una occasione ha parlato in modo non lusinghiero della categoria. E adesso a Giuseppe Conte, ieri in Sicilia per la manifestazione di piazza delle opposizioni per chiedere al governo della regione di andare a casa. Manlio Viola. Dal leader 5 Stelle Giuseppe Conte fino all'ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando, oggi eurodeputato di AVS, tutti in piazza a inscenare un sit-in sotto il murales che raffigura Falcone e Borsellino di fronte al porticciolo turistico della Cala a Palermo. Una protesta contro il governo della regione, al quale viene chiesto di farsi da parte dopo il diffondersi di notizie sulle indagini che riguardano vari esponenti della maggioranza, da quello che è stato definito il sistema Cuffaro alle accuse di corruzione nei confronti di esponenti di Fratelli d'Italia come l'assessore al turismo Elvira Amata. Ecco, io mi chiedo, di fronte anche a esponenti di Fratelli d'Italia coinvolti, di fronte al caso dei concorsi truccati in sanità che ha visto direttamente coinvolto ancora una volta Cuffaro, di fronte a esponenti della Lega anche coinvolti in questi scandali, come possa Giorgia Meloni far finta di nulla, visto che ha detto che è scesa in politica, si è impegnata in politica per l'esempio di Borsellino. Come si può tollerare questo sistema di malaffare e di corruzione e far finta di nulla? Che vadano a casa. In poco meno di 200 hanno protestato, fra di loro 23 deputati di opposizione a Sala d'Ercole, dunque PD, 5 Stelle e Ismaele Della Vardera, ma anche i rappresentanti delle segreterie dei partiti, della sinistra alternativa non rappresentata all'Ars, militanti e simpatizzanti. Una manifestazione a supporto di una mozione di sfiducia che, in forza dei 23 voti su cui conta l'opposizione, non ha possibilità di passare. Se anche i deputati Sud Chiama Nord la votassero, mancherebbero all'appello ancora almeno 10 voti. La mozione di sfiducia non deve essere firmata solo dai 23 deputati dell'opposizione, ma deve essere firmata da tutti i siciliani. In piazza anche l'eurodeputato 5 Stelle Giuseppe Antoci, che in tanti indicano già come il prossimo candidato del centro-sinistra per la presidenza della regione nel 2027. E andiamo alle agenzie. Un incendio la scorsa notte ha danneggiato 11 imbarcazioni nel rimessaggio della Icon Marine SRL a Isola delle Femmine nel Palermitano. I vigili del fuoco sono stati impegnati per ore con diverse squadre per spegnere l'incendio e limitare i danni. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Carini. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24. A Palermo una donna disabile è rimasta bloccata al secondo piano di una palazzina in via Spanò a Bagheria, a pochi passi dal Corso Umberto, è stata salvata dai soccorritori. Il rogo è divampato nell'abitazione di 3 piani. I primi a intervenire sono stati i volontari della Croce Bianca, il servizio per lo Sfincione Fest, chiamati dalla figlia della donna. Poco dopo è arrivata un'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure alla signora rifugiata sul balcone, mentre i vigili del fuoco del distaccamento di Brancaccio hanno spento le fiamme. Sono intervenuti anche carabinieri e polizia locale. Ci spostiamo adesso, andiamo nel Ragusano, a Scicli, lotta alle strutture ricettive fantasma. Il comune ha creato una task force mesi fa che sta setacciando l'intero settore contro l'esercizio abusivo. Sentiamo Veronica Barbarino. Mancato pagamento della tassa di soggiorno e concorrenza sleale sono alcuni dei fenomeni finiti nel mirino della task force del comune di Scicli, in azione per scovare strutture ricettive abusive sul territorio. La volontà dell'amministrazione è quella di dare un servizio di qualità al turista, tutelare quelle strutture in regola e l'immagine di una Scicli che rischia di mettere in ombra l'identità UNESCO del centro storico. Esistono infatti sul territorio attività fantasma di accoglienza che non riscuotono né versano
versano l'imposta di soggiorno al comune e non assicurano gli standard di servizi adeguati, creando concorrenza alle imprese che operano in regola. Non è facile andare a intercettare, andare a incrociare tutti i dati, quindi c'è stato un lavoro di sinergia tra l'ufficio tributi, che è l'elenco di tutte le strutture, in collaborazione con la polizia municipale, perché all'ufficio antievasione, quindi si sono incrociati tutti i vari dati e da qui già è nata una prima sanzione di 4.000 euro. La struttura individuata nei giorni scorsi era priva di SCIA, CIN e CIR e totalmente sconosciuta al fisco. Ogni struttura per legge, inclusi B&B e affitti brevi, deve ottenere il CIN registrandosi nella banca dati nazionale delle strutture ricettive. Questo codice va poi esposto in modo ben visibile e inserito in tutti gli annunci pubblicitari. I controlli proseguiranno. E alla vigilia della giornata contro la violenza sulle donne a Catania, un incontro per imparare tecniche di autodifesa con le arti marziali. Emanuela Corsi. Stalking, scippi, violenze sessuali, femminicidi. Per le donne oggi sapersi difendere è fondamentale, alla luce dei fatti di cronaca che le vedono vittime di continui atti di violenza. Alla vigilia del 25 novembre a Catania, oltre 70 donne si sono date appuntamento sul tatami per apprendere tecniche di difesa personale e aumentare la propria autostima in caso di situazioni di pericolo. Ti dà la possibilità di conoscere un'arte marziale come il Jiu-Jitsu, in questo caso con delle tecniche di autodifesa, proprio per capire che oggi le donne, proprio per tutto quello che accade, per qualsiasi tipo di violenza, non solo l'estremità del femminicidio, ma oggi purtroppo spesso si parla di violenza anche domestica, di stalking, violenza psicologica anche sui social. Il messaggio che noi come comunità del nostro dojo vogliamo mandare alle donne è quello di avere più fiducia in se stesse. Il Jiu-Jitsu è un'antica arte marziale giapponese. Il principio di base sta nell'applicare una determinata tecnica proprio nell'ultimo istante dell'attacco subito, in modo da utilizzare la potenza dell'avversario contro di lui. Veniva praticata dai samurai come disciplina di difesa, tecnica di difesa per difendere quelli che potevano essere gli shogun o gli imperatori. Viene studiata come tecnica di difesa e non mai di offesa, però principalmente studiava tutto quello che potevano essere le caratteristiche nostre per sfruttare il nostro fisico nei confronti di un avversario che ci viene ad attaccare. Ai giorni nostri dove viene utilizzata molto spesso sia nelle scuole di polizia che in tanti corpi armati come tecniche di difesa o di offesa secondo quello che si vuole utilizzare. Come scriveva Jane Austen, le donne hanno il diritto di chiedere l'amore e il rispetto che meritano. Non siamo fatte per subire, ma per brillare con la nostra unicità. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi il calcio. Siamo al calcio, Catania vittorioso al Massimino, è bastato un gol di Forte per avere la meglio sul Latina e riprendere la marcia dopo la caduta di Casarano. Marco Carli. Il Catania si conferma imperforabile al Massimino, 0 gol subiti in 8 partite. Ne basta uno segnato per avere la meglio sul Latina. Nel tabellino dei marcatori si scrive ancora Forte in una gara di nuovo caratterizzata da errori arbitrali che questa volta non condizionano il risultato finale. Toscano, con tante assenze soprattutto nel reparto arretrato, si affida ad Allegretto. Corbari gioca dal primo in mediana, in attacco Forte preferito a Caturano. Subito colpito duro la caviglia Ciccerelli da Porro, deve lasciare il campo. Entra Jimenez. È proprio il nuovo entrato a condurre il pallone nella metà campo avversaria, servendo Forte. Stop dell'attaccante che appena entrato in area lascia partire un sinistro preciso nell'angolo opposto. La palla si insacca, 1-0 per il Catania, rete numero 5 per la punta in campionato. I rossazzurri controllano e pungono. Su angolo di Jimenez la palla arriva sui piedi di Casasola che di sinistro indirizza in porta, salva Calabrese sulla linea. Ancora Catania, dopo un'azione di Jimenez, Basti allontana ma la palla finisce sui piedi di Donnarumma che conclude, il portiere respinge e Forte in acrobazia manda fuori di poco. I rossazzurri legittimano il vantaggio e lo difendono col loro portiere. Gran parata di Dini sulla conclusione di Parigi dopo un calcio d'angolo. Ci prova anche Riccardi, bella conclusione dal limite che si spegne di poco al lato, qualche brivido ma si resta sull'1-0. Ecco di nuovo il Catania, Forte di testa prolunga benissimo per Lunetta che lascia partire una bella conclusione respinta bene da Basti. Dopo 2 episodi dubbi nell'area laziale fra fine primo tempo e inizio del secondo, Forte scatta, supera il portiere ma si allarga e su di lui torna Parodi che respinge la conclusione.
Toscano cambia l'attacco, fuori forte Lunetta, dentro Caturane d'Ausilio. Quest'ultimo appena entrato serve Corbari che conclude fra le braccia di Basti. Bravissimo il portiere subito dopo su colpo di testa di Di Gennaro, conclusione dal limite dell'area piccola e parata distinto. Si resta sull'1-0 ed è anche il risultato finale. Il Catania torna subito a correre davanti al presidente Pelligra, conferma la tesi. Nel suo fortino può costruire il sogno da alimentare però anche lontano dalle mura amiche a partire da Picerno sabato prossimo. E adesso le dichiarazioni di Mimmo Toscano, il tecnico rossazzurro, subito dopo la vittoria appunto contro il Latina. Sentiamo. Le sconfitte devono insegnare qualcosa. Noi, quella di Cosenza, ci ha insegnato che non dovevi portartela dietro perché, come non abbiamo fatto questa settimana, perché c'è un'altra partita successiva che devi rispondere presente e hai bisogno di portartela a casa. E oggi i ragazzi, per quello martedì ai ragazzi ho detto anche, per iniziare a vincere bisogna sapere anche perdere, perché se no non potrai mai vincere. E i ragazzi l'hanno capito, perché da quelle sconfitte devi lasciartela alle spalle, capire il perché sono arrivate e affrontare l'altra con il piglio giusto, come ha fatto oggi la squadra. Sappiamo che sono queste partite che ti portano poi a scalare la classifica e l'hanno fatto benissimo. L'unico rammarico è non averla chiusa prima per le tante occasioni create. Però dal punto di vista della prestazione, chi è entrato anche oggi, l'avevo detto a Casarano, si sarebbero rifatti e oggi l'hanno fatto bene. Ed è con questo che si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito. Tra poco con voi la rassegna stampa a cura di Luca Ciliberti. Il nostro telegiornale tornerà alle 14. Buona giornata.